Bene ragazzi, si ritorna a trecentizzare, abbiamo bisogno un po' di frivolezza, tutti questi maestri su questo canale, abbiamo bisogno di cavolate. Andiamo a giocare ragazzi, giocheremo 5 mosse di premove, guardate, guardate, 5 mosse di premove, ormai no, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, mi ha messo, no, ma questo è un trecentista anche lui. Ragazzi, ho trovato un trecentista. Trecentista contro trecentista. Questo ora incastrerà tutti i pedoni. Già capito, va? Già capito che è un vero trecentista. Già capito. Però se fai così, amico, come te la vuoi cavare? Come te la vuoi cavare? Semplicemente ti basta. Esatto. Perché non te l'ho mangiato quel cavallo? Non lo so. Onestamente non so perché non te l'ho mangiato. Vuoi sapere perché non te l'ho mangiato? Se vuoi glielo chiedo a chi di dovere. Perché non te l'ho mangiato? Per esempio, perché ora non te lo posso mangiare? Certo che te lo posso mangiare. Questo mi sa che è più svampito di me, raga. Chi lo dice che non te lo posso mangiare? C'è qualcuno che me lo impedisce? Ovvio che no. È tutto a posto, tutto chiaro. E questo è peggio di me. Questo è peggio di me. Questo è un trecentista che si è appena trecentizzato, ma sta fuori come una mina. Sta fuori come una mina, ha bevuto qualcosa. Guarda, mi lascia tutti i pezzi. Io ti ho lasciato la donna per mia colpa, mia grandissima colpa, ma adesso stiamo esagerando, eh. Stiamo esagerando. Stiamo esagerando. Va bene, guadagniamo un po' di tempi. Ok. Grazie. Grazie. Grazie Roma. No! Va bene, meglio così. Meglio così. Boh, ragazzi, non so cosa sia capitato al mio avversario, ma ha fatto un atto di generosità dopo aversi preso la regina. Grande difesa 300. Avete visto in che modo è stato stordito? Cioè, no, questa merita di essere rivista. Cioè, questa la farei analizzare da qualche gran maestro. Guardate questa successione. Cosa dice la teoria? Controllate il centro. Noi facciamo un pre-move. Tra l'altro la cosa bella è che lui ha messo qui l'alfiere che era in presa. Cioè, questo qui gioca, si studia le aperture per giocare a un minuto, sapendo che uno magari qui in questo momento avrebbe fatto dell'altro e aveva giocato questa. Che genio. Tra l'altro io neanche l'ho catturato subito perché ero ancora in pre-move. Ha fatto in tempo a salvarsi l'alfiere. No, che genio, che genio, che genio, che genio. Qui si è incastrato tutto, forse doveva aprire le linee più che chiudere tutto perché aveva la donna in più. Qui poteva catturarmi il pedone, io avrei catturato di alfiere, catturo l'alfiere, insomma avrebbe avuto un gioco facile, ma va bene così, va bene così. Questo ragazzi è la magia della difesa 300, difesa 300. Ora proveremo una difesa 300 leggermente più compatta del solito, leggermente più compatta, ma nulla di troppo, leggermente più compatta. Ok, va bene, te lo posso accettare il cambio, te lo posso accettare. Devo dire che posso anche cambiartelo, ok, tanto non si sono ancora creati buchi interessanti. Non ancora per il momento, anzi adesso si è creato, però ok, allora andiamo a così. Ok, è il momento, qui ti aspettavo, lo so che me l'avresti fatta, adesso mettiamo in azione questo cavallo che ha bisogno di attivarsi, e mettiamo così. Ok, caro alfiere, in che modo posso attivarti? Non lo so, qui ci sarà una lotta, ecco questa è sbagliata,
chiaramente sbagliata. Chiaramente sbagliata anche questa. Gilberto 2017, Gilberto, grande Gilberto. Devo dire che ancora una volta, ragazzi, io non ve lo voglio dire, perché sennò poi tutti qui iniziano a giocare a difesa a 300, ma avete visto questo nuovo assetto? Incredibile! Ancora sempre col bianco. Vediamo che porta bene. Questo voleva fregare a me. Voleva fregare a me. Voleva fregare la difesa 300. Un po' ci sta riuscendo. Un po' devo dire che ci sta riuscendo. A fregare la difesa 300. Ci sta riuscendo a mettermi un po' di grane. Bravo. Bravo, bravo. Presa al varco. Stai varchizzando? Vuoi varchizzare? Non varchizzi? Ah, strano. Strano che non vuoi varchizzare. Ok. Ok, togli l'alfiere. Non lo togli. Ok, metti la donna. Va bene. Io catturo con la donna così. A parte che tu farai un arrocco lungo, quindi facendo un arrocco lungo adesso troviamo il modo di essere aggressivi in qualche modo. Non te la cambio la donna, non so se hai capito che non te la cambio. Cosa facciamo patta? Che due pals. Esiste il termine che due pals. Ok, adesso che hai fatto questa bellissima mossa, c'è qualche scoperta di cavallo interessante? Credo di no. Invece sì, e invece c'era. E invece c'era, ma io con questa risolvo tutto. Risolvo tutto perché hai sotto la donna, in realtà catturi col cavallo, non risolvevo nulla, va bene così. L'importante è crederci in quello che si fa, ragazzi. Qui potevo catturare il cavallo, invece ho preso il pedone. E scacco. Vai. Vai di bestia. Vai di bestia. Bravo. Grande mitica. Mitica difesa 300. Ancora. Ci dà grandi... Ragazzi, io veramente faccio l'ultima perché sennò qui divento... Mi danno il titolo di GM honoris causa. Dai, l'ultima. Ho bisogno di una bella mazzata da parte di qualcuno che mi dica che questa difesa non si può utilizzare, ma io ci spero, ragazzi. Sto facendo un trattato, sono già a pagina 300. Non so se l'avete capito. Sempre col bianco il gioco, va bene, mi piace come idea. Mi piace l'idea di giocare col bianco, ci ispira. Onestamente non è affatto male. Un po' poco interessante questa mossa che ho appena fatto. Poco interessante. Ok, vediamo un po' se riusciamo a mettere al sicuro questo re, perché qui mi sa che la veggo buia. Hai visto? Hai visto cosa succede a fare ste mosse? Che poi qualcuno prima o poi la paga, non è che, ragazzi, chi la fa l'aspetti, qualcuno prima o poi la paga. Esatto. Sono sotto di tempo di bestia, tra l'altro. Ho il mio re on the center e potrei andare ancora più in the center, ma ho paura di essere troppo tamarro. Anche voi a volte capita di aver paura di essere troppo tamarri. C'è l'entrata in E2, appena mi toglie il cavallo, c'è questo bellissimo tema che non glielo farò fare. Inchiodiamo. Posso andare da qualche parte? Sto perdendo di bestia per il tempo, raga. Sto perdendo di bestia per il tempo. Non so se esiste perdere di bestia per il tempo, ma sto perdendo di bestia per il tempo. Attenzione, ho perso la donna, c'era la donna sotto, c'ho tutto sotto, c'ho anche la donna dell'avversario. No! Va bene, mi ha fregato per il tempo, mi ha dato, ragazzi, ben 21 secondi, basta, con questa mi ritiro. Maledetto, se avessi visto un po' di cose qui alla fine, solo che ero impanichito dal tempo, ragazzi.
Comunque, a parte questa sconfitta, avete visto, vi ho dato l'ennesima riprova che questa è una difesa valida, la proveremo anche in partite da 60 minuti, però per ora accontentiamoci delle bullet un minuto. Ci vediamo domani ragazzi, domani uscirà un nuovo video di Alessio, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!